battenti. Suoni abbattenti. Lo spiglie dallo sonni non più dormire, lo spiglie dallo sonni non più dormire, che non ci dormi quando, che non ci dormi quando, che non ci dormi quando c'avi mamma. Mammari che non ci dormi quando c'avi mammari, non letto di rigoli, cilupagiti, li matarselli, cuscine de seta e li lenzuoli sono arrecamati. Arrecamati, che li lenzuoli sono arrecamati e li coperti sono i vassi di cori, sono belli l'occhi tuoi e l'occhi tuoi è bello, sono fronte tamburello e l'occhi tuoi vivaci sono fronte de mamma. Abbattenti, suoni chitarra mia, suoni chitarra mia, suoni abbattenti, suoni chitarra mia, suoni abbattenti. Suoni abbattenti, suoni abbattenti. Grazie. A dove pizzica la zamarra, a dove pizzica la zamarra, mezzo canaletto, piglia rossa e mi ambetto, mezzo canaletto delle nenne, mezzo canaletto, piglia rosa e mi ambetto, mezzo canaletto delle nenne.
chi tasta se marita io menzuro, coglie la mienta, coglie la mienta, coglie la mienta, io lo fioro, coglie la mienta, coglie la mienta, coglie la mienta, io lo fioro, e mira nanna mira nanna mira nanna mira nanna Pochi sono i premi, a parte il premio Viareggio, a parte il premio Campiello, il premio Strega, pochi sono i premi che hanno questa longevità, questa durata. E perché un premio duri, ecco, è necessario che ci siano i Cirenei, Vincenzo Luciani, Pierino Comparelli, eccetera, e anche tutti noi appresso, ma insomma ci vuole poi la qualità. Quella che Giovanni Boccaccio chiamava il fervor di chi produce exquisita locuzio. Tutti possiamo essere capaci di scrivere bene, ma scrivere bene non significa essere poeti, ci vuole qualcos'altro. Bene, detto questo, do lettura del documento ufficiale degli esiti del 17° premio nazionale di poesia in dialetto Città di Ischitella Pietro Giannone. La giuria, presieduta da chi parla, sono presenti i giurati Anna Maria Curci, Manuel Cohen, Cosma Siani, Marcello Teodonio, Giuseppe Massara e Vincenzo Luciani con funzioni di segretario. Anche di segretario. Il Presidente informa che sono giunti entro il termine stabilito dal regolamento alla segreteria del premio presso il comune di Ischitella 28 sillogi provenienti dalle diverse regioni italiane. La scelta dei vincitori è stata operata dalla giuria dopo una selezione delle raccolte poetiche di 9 finalisti, di cui facevano parte, oltre ai 3 vincitori, i poeti Maurizio Noris, dialetto bergamasco della Valseriana, Amilcare Grassi, dialetto di Castelnuovo, La Spezia, Davide Cortese, dialetto siciliano, Eoliano, Andreina Trusniak, che è qui con noi piacevolmente, dialetto sloveno delle valli del Natisone, provincia di Udine, Maurizio Paganelli, dialetto genovese, e Patrizia Stefanelli, dialetto di Gaeta, provincia di Latina, anche lei qui piacevolmente presente. Dopo un approfondito scambio di considerazioni sul valore delle singole raccolte, la giuria all'unanimità ha stilato la seguente graduatoria finale, come avete già in qualche modo visto. Primo classificato, vincitrice della 17ª edizione del premio Ischitella Pietro Giannone, Anna Elisa De Gregorio con la raccolta Na giungla de Cartò, poesie nel dialetto di Ancona. Secondo classificato, Francesco Indrigo con la silloge Forse il vento, dialetto friulano. Terzo classificato, Paolo Steffan con la raccolta Sganga de Ciel, brama di cielo, dialetto veneto. Alle ore 19 il Presidente dichiara sciolta la seduta con la firma di chi parla e del segretario Vincenzo Luciani. Prego. Un applauso allora ai vincitori.
finalisti che abbiamo il piacere di avere con noi. Ascolteremo dalla loro viva voce, nei loro dialetti, alcuni testi tratti dalle loro raccolte. I testi saranno preceduti dalla lettura delle traduzioni in italiano da Anna Maria Curci, Michelina Menonna, Manuel Cohen, che naturalmente ringraziamo per la loro bravura e per la fedeltà al premio. Iniziamo con la finalista Patrizia Stefanelli, che chiamiamo qui, dialetto del borgo di Gaeta, che ci leggerà un suo testo che potrete seguire su Periferia, pagina 16-17. Buonasera a tutti, ringrazio la prestigiosa giuria di questo premio perché veramente è stato bellissimo poter consegnare al loro cuore, alla loro mente, alla loro sapienza un pugno di poesie e ricevere questo premio questa sera qui in questa cittadina stupenda che visito per la prima volta. Grazie. Come vuole lei? Allora Manuel Cohen legge prima la motivazione. Buonasera a tutti, aiuto. I versi, curati e costruiti sapientemente, danno risalto alla parlata del borgo di Gaeta, resa con fedeltà nei dialoghi, nelle canzoni e nelle ballate. Ne derivano un repertorio di voci mosso e articolato nella sua valenza etnografica, memoria e vita di una città di mare a forte vocazione agricola, ed un ventaglio tematico dal lessico familiare, consueto, in accordo con il patrimonio popolare. In alcuni componimenti, in particolare all'Andrasat e nell'ultimo testo della raccolta, si percepisce la voce singola che canta la solitudine, l'autenticità della propria esistenza. Allora leggerà il testo in italiano Maria Antonietta Di Sabato. All'improvviso la sera, quando la mattinata se ne va, lenta, lenta, chissà che mi passa per la testa, io non lo so, non posso star seduta neanche qua, perché? Sapessi, ma... Eppure la marina da Bonaccia, le barche stanno ferme a ciondolare, un vecchio a rammendare le reti per la pesca tra le braccia. Soltanto io non sto quieta e sento farsi in me un cantare di ariette antiche, e se ne vengono odori in memoria che pensavo ormai perduti. Così me ne vado per i vicoli, percorsi insieme a te, quando ragazzi tornavamo in silenzio per nasconderci dentro case vuote. Zitte, shh, non parlavano le amiche con papà, e che fatiche! All'improvviso la sera è venuta.